oggi vuole implementare la sua attività gestendo anche rifiuti in ambito medico altamente pericolosi, e in questo caso sarebbe classificata come industria insalubre di prima classe, in una zona di ricarica di falda, quindi quella che dà poi l'acqua agli acquedotti tra il Vicentino e tutto l'intero contesto padovano. Questo tipo di progetto non può essere sottovalutato e vi sono evidenti rischi di violazione di norme che sono proprio quelle fatte per tutelare la nostra salute. Per scongiurare questo pericolo, l'ampliamento della ex Silva di Montecchio Precalcino diventa di interesse europeo, dopo che il comitato Tuteliamo la Salute ha ottenuto l'ammissibilità della petizione raccolta presentata al Parlamento di Bruxelles. La Commissione Petizioni, il suo presidente, che insieme con me dirige questa commissione, ha scritto al comitato, ha detto: la vostra petizione ha diritto di essere discussa, tecnicamente ci sono dei principi rilevanti e di conseguenza affronteremo questo aspetto adesso da un punto di vista politico. Sarà un percorso sicuramente non semplice, perché mi immagino che ci saranno delle opposizioni di natura politica, però voglio ricordarci che il tema della tutela della salute, della tutela di una delle risorse più preziose e irrinunciabili, cioè l'acqua, dopo il caso anche dei PFAS e della compromissione della seconda falda più grande d'Europa, non possiamo assolutamente pensare sia un tema partitico, ma è un tema di natura collettiva. L'attuale attività dell'azienda che smaltisce gli scarti delle sabbie di fonderia rappresenta un pericolo potenziale per la ricarica delle acque. Anche per questo la Commissione Petizioni Europea ha stabilito che il caso vicentino sia discusso entro 90 giorni, con un obiettivo primario stabilito. È quello che venga rilevata una non coincidenza del progetto rispetto alla direttiva quadro acque e che il principio di precauzione venga fatto rispettare, perché anche se l'azienda garantirà la massima sicurezza dei suoi impianti, l'incidente è sempre dietro l'angolo, è sempre rischioso e in questo contesto non ha possibilità di essere limitato.